Una lunga intervista sarà trasmessa questa sera alle ore 21 e domani in replica alle ore 16 all'ex presidente della regione Salvatore Cuffaro, che attualmente ricopre il ruolo di commissario regionale della Democrazia Cristiana. Cuffaro al momento è in convalescenza per via del Covid che ha avuto recentemente e fa un appello accorato ai giovani, ma non solo, che rispettano le regole per evitare la diffusione del virus. Beh, diciamo che ho superato la prova più difficile, quella che è stata l'assalto dell'orco, del Covid, che mi ha tenuto 20 giorni in rianimazione. Adesso sono in un periodo di convalescenza, i polmoni hanno bisogno di riprendersi con un po' di fisioterapia lentamente, che sto facendo, ma spero e vorrei dire soprattutto ai giovani di essere prudenti, di utilizzare e rispettare le regole per evitare di poter essere contagiati, perché moltissime volte il virus nel suo contagio è leggero e a volte anche asintomatico, ma c'è una percentuale di casi in cui invece diventa cattivo, terribile, e in quei casi, così come è successo a me, vivi l'impotenza di quello che tu puoi fare, nel senso che ti aggredisce, ti porta in rianimazione e non hai nessuna possibilità, ma proprio nessuna possibilità di poterti difendere, se non la speranza che il tuo corpo reagisca, che i medici che ti assistono facciano quello che possono, ma è assolutamente poco, tranne l'eparina e l'ossigeno. Quindi mi auguro che ci sia uno spirito di sacrificio e soprattutto la voglia di capire che non stiamo parlando di una banale influenza, come molti vogliono far credere, ma stiamo parlando di una aggressione spesso mortale, complicata, di un virus che adesso non colpisce soltanto, che non sta colpendo soltanto i polmoni, ma colpisce l'intero organismo, il cuore, la pleura. Quindi mi raccomando soprattutto ai giovani, prudenza, rispettiamo le regole e facciamo il vaccino, che è l'unica possibilità che abbiamo nel giro di poco tempo di tornare a poter vivere una vita normale quando tutti ci saremo immunizzati. Salvatore Cuffaro ha ricevuto l'incarico da parte dell'onorevole Follini di organizzare il partito in Sicilia, di strutturarlo in vista delle prossime elezioni comunali che si terranno nella prossima primavera e anche per le consultazioni regionali e nazionali. Cuffaro crede in una forte coalizione centrista che possa in futuro fare perno per guidare non solo la Sicilia ma anche il Paese. No, io conosco Marco dalla prima volta che lo votai segretario nazionale dei Giovani Democristiani a Bergamo, quando nelle lunghe liti della settimana per chi dovesse essere il nuovo segretario dei Giovani Democristiani, io ero tra quelli che sin da subito aveva scelto di stare con Follini. Ricordo che venne Moro, che ci chiuse in una stanza e ci spiegò che il partito, Moro era segretario nazionale allora della Democrazia Cristiana, e ci spiegò che il partito al quale lui guardava non poteva essere un partito di scambio, ma un partito di idee, di ideali, un partito che credesse e difendesse i valori della Democrazia Cristiana. E ci disse che tra tutti quelli che aveva ascoltato e che conosceva, Marco poteva essere in assoluto quello che meglio avrebbe potuto incarnare questa nostra storia. Votammo Marco Follini e da allora il mio rapporto con lui è sempre stato vero, sincero ed è andato avanti negli anni. Fu il primo che venne a trovarmi quando mi si chiese di scontare i miei errori in carcere ed è il primo che ho chiamato quando, avendo scelto di riprendere il filo di una storia, il filo della storia della Democrazia Cristiana, ci potesse dare una mano d'aiuto. Ha fatto già la prima lezione ai giovani che stiamo formando nella scuola di formazione, domani ce ne sarà un'altra, dopodomani ce ne sarà un'altra fatta da Vito Riggio e poi ce ne saranno ancora tanti altri, e io penso che lui meglio di qualsiasi altro oggi possa andare a spiegare le ragioni di un'anima, di un cuore, di un partito e a farlo conoscere agli italiani, a farlo riconoscere agli italiani nelle televisioni. La Democrazia Cristiana è una grande emozione, è un'emozione che stiamo risvegliando, un'emozione che pensavo trovasse spazio nel cuore e nell'animo degli ultracinquantenni che l'avevano riconosciuto, e invece con grande meraviglia e con grande soddisfazione scopriamo che questa emozione, oltre che negli ultracinquantenni, si risveglia nei giovani che hanno sentito parlare di una storia, di un filo, di un'idea, di un valore, che hanno a cuore
le scelte importanti della vita sociale di ogni giorno, la solidarietà, la famiglia, il bisogno, il lavoro, ecco, tutto questo credo debba diventare, deve tornare ad essere protagonista. Noi lo stiamo insegnando nella scuola di formazione agli oltre 300 ragazzi che partecipano, perché in politica bisogna essere preparati e soprattutto bisogna conoscere la storia, perché non potrà e non si potrà costruire un futuro se non si conosce la propria storia e soprattutto se non si capisce quali sono le radici da dove veniamo.